Va bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie di aver accolto questo nostro invito. Si sta stringendo, ecco, la tempistica per arrivare all'approvazione del bilancio di previsione 2014. Onde evitare il susseguirsi disparate di dati che di volta in volta, così come fa questa maggioranza ormai balcanizzata a livello veneto, basti pensare che ormai siamo di fronte a 4 gruppi dell'ex PDL, la Lega si è divisa sostanzialmente in due aree, con un gruppo che si è reso indipendente, quindi una difficoltà oggettiva a individuare un interlocutore o degli interlocutori che parlino con un'unica voce. Ogni giorno assistiamo alle sparate più o meno eclatanti e diversificate all'interno della maggioranza. Proprio per questo abbiamo voluto mettere un po' i puntini, ecco, di riferimento della nostra azione. Bilancio, quando è nato, in parte viveva alcune emergenze, ma se ne sono sommate altre, in modo particolare tutta la parte riferita alla situazione ambientale. Quindi c'è la prima emergenza che noi poniamo nella nostra riflessione, è quella ambientale. Permane una situazione di difficoltà sul fronte sociale, e quindi secondo emergenza della nostra regione tutta la parte riferita ai temi del sociale, e la terza emergenza quella economica, difficoltà del sistema delle nostre imprese, della possibilità del sistema economico veneto di riprendere e di essere competitivo. Noi poniamo sostanzialmente, abbiamo posto nella manovra 6 punti che riteniamo abbastanza importanti, su cui faremo la nostra battaglia politica e tenteremo di trovare elementi anche di sinergia e di condivisione da parte della maggioranza. La prima vicenda, crisi ambientale, l'emergenza ambientale. Noi pensiamo che oltre a chiedere ulteriori risorse a livello nazionale, la Regione Veneto debba fare la sua parte, attraverso un intervento che non può essere solamente emergenziale. Interveniamo ogni volta quando c'è un'emergenza e poi sostanzialmente ci dimentichiamo o non facciamo quelle azioni concertate e persistenti su questo fronte. Per questo noi chiediamo di utilizzare i 240 milioni di euro sul fronte degli investimenti. Dopo tanti anni, per la prima volta, c'è questa disponibilità. La sensazione che abbiamo su come è stato presentato l'utilizzo di questi 240 milioni ante crisi ambientale, che ci fosse una sorta di spartizione tra i vari assessori, un po' di qua, un po' di là, un po' in una logica di tutela più personale degli assessori che di vision, ecco, di come queste risorse dovevano essere utilizzate. Noi pensiamo che su questo fronte, quindi su questa disponibilità, una parte importante vada fatto per gli investimenti a difesa del nostro ambiente. Proponiamo un'ipotesi di 100 milioni di euro già a partire da subito nel bilancio 2014, e un intervento pluriennale di 50 milioni all'anno per 9 anni, per rendere consistente, per rendere pesante, ecco, l'impegno degli interventi che verranno realizzati nei prossimi anni. Capisco e capiamo che spesso quando si scava un fiume, quando si sistema un argine, magari dal punto di vista elettorale possa essere meno efficace sull'immediato, però stante la situazione di cambiamento climatico, di difficoltà di tenuta del nostro quadro ambientale, dei nostri territori, questa sia la sfida che bisogna mettere in campo per evitare che la montagna, come abbiamo visto, la nostra pianura
le nostre spiagge, i litorali vengano colpiti come sono stati colpiti in questi anni in maniera così drammatica. Quindi un'operazione pluriennale, una logica sistematica di intervento che permetta a chi ha le competenze di poter progettare e realizzare nei prossimi anni una difesa ambientale che abbia le caratteristiche vere, ecco, e che eviti la logica dell'intervento a tampone. La seconda questione che avete visto, scorro un po' il comunicato che vi abbiamo dato, è la vicenda legata al trasporto ferroviario. Avete visto che anche sabato c'è stata un'importante manifestazione su questo fronte. Indubbiamente in questi anni si è investito laddove nella fase in cui sicuramente c'erano maggiori risorse di questa fase della vita economica e politica di questa regione, si è investito di più in altre infrastrutture. Oggi non passa giorno che non abbiamo comitati, cittadini, operai, amministratori locali che non ci pongono, studenti che non vivono con grande disagio come funziona il sistema ferroviario nella nostra regione. Per questo, sul fronte degli investimenti, quindi andiamo a pescare sempre sui 240 milioni di euro, pensiamo che un intervento biennale di 20 più 20 messi a disposizione sul tema della chiusura del primo step legato alla metropolitana e regionale di superficie sia la cosa. Bisogna chiudere almeno la prima parte. Sapete che ne servono 40 per chiudere la prima fase e partire poi con quella successiva. Chiudiamo almeno questo. Sarebbe sicuramente un segno importante, un segno anche di inversione di tendenza anche dal punto di vista culturale, oltre che dal punto di vista della strategia degli investimenti nella nostra regione. Naturalmente chiediamo ulteriori 10 milioni sull'acquisto di nuovi treni e di materiale rotabile, perché uno dei punti spesso è la mancanza di treni e di materiale rotabile per garantire, ecco, la qualità dei servizi. Non ultimo il tema dell'orario cadenzato, perché di questi giorni è anche il discorso che sicuramente mancano 3 milioni di euro, dai 3 ai 5 milioni di euro, per rispondere a quella serie di istanze che sono state poste per garantire una qualità decente, ecco, del servizio cadenzato. Ecco, questi sono i due investimenti che proponiamo sul fronte dell'utilizzo dei 240 milioni sulla parte investimenti.